Dovunque vai, quello che trovi non ti può bastare. Forse lo sai, se non l'abbiamo lo possiamo fare. Allora oggi cosa facciamo? Beh, vestiti così facciamo i cacciatori. Ci occorre un cane allora. Eh già. Allora prendiamo un barbone e gli mettiamo il guinzaglio e la museruola. Ma perché devi trattare così un poveraccio? Ma non un barbone come uomo, un barbone come cane, no? Ah, sì. Ecco, poi lo portiamo in un prato che si righe di Dionisi di Rimini, che conosco anche molto bene la sua signora, e dopo si spara un colpo di fucile. A chi? Al barbone? Ma no, nessuno, spari per prova, spari in alto, no? Ah, sì. E vediamo che il barbone scappa, quindi il barbone non è da caccia. Eh già. Se invece prendiamo un altro cane di stile tipo caccia, per esempio, questo Sì. qua, di stile tipo, se lo portiamo in un prato vediamo che si blocca. Tipo paralisi. Sì, ecco, se si blocca tipo paralisi significa che c'è della selvaggina. Ah. Allora si alza il cane, Si prende in braccio? ma no, il cane del fucile, no? Ah, perché il fucile è il suo cane, col fucile, dai. Beh, insomma, il grilletto, insomma. Ah, Poi il si prende la grilletto. mira e si spara. Se prendi la selvaggina, il cane te la riporta, che è molto Ah, comodo, bello, eh? Sì, poi si paga la tassa, poi c'è veterinario, addestramento e insomma sì, quello che... Allora costa. Abbastanza. Beh, andiamoci, ne va. Ma dove andiamo? Dove ti pare? Ma vestiti così? No, così non va. E allora cosa ci vuole? Il ci vuole Lebole, l'abito che la Lebole, industria moderna e dinamica, ha creato per l'uomo moderno e dinamico. Ci vuole una scelta illimitata di modelli dai dettagli più fantasiosi e originali perché in ogni circostanza ognuno possa esprimere la propria personalità. Ci vuole Lebole, l'abito che non segue vecchi schemi prestabiliti, ma che si aggiorna stagione per stagione, seguendo il rapido evolversi della moda. Io ho un debole per l'uomo in Lebole.